Giornata ricchissima alla 79esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Ben 3 film in concorso per il Leone d'Oro, tra questi il secondo titolo italiano in gara, Monica, di Andrea Pallaoro. In serata la premiazione con il Leone d'Oro alla carriera al regista e sceneggiatore di American Gigolo, Paul Schrader, e mentre ricorda con Spunzecchia come d'abitudine la qualità dei film italiani, l'edizione di quest'anno è caratterizzata dal ritorno in grande stile della sezione dei classici restaurati, sacrificata durante la pandemia. Presidente di giuria è il regista Giulio Base. Quando il direttore Alberto Barbera mi ha regalato questo privilegio e abbiamo avuto il primo scambio di opinioni, mi ha detto la cosa più importante è usare la maieutica, che è una parola che io adoro e che uso sempre con i miei figli. Difficilmente gli impongo un pensiero, ma cerco di suscitare loro delle riflessioni che portino a un pensiero personale. Quindi mi auguro che con i ragazzi succeda allo stesso modo, anzi che loro esercitano maieutica con me. Le cose più belle della mia vita sono legate al cinema, la colonna vertebrale della mia vita è legata al cinema, il sostegno anche quotidiano della mia famiglia, come si dice, il pane quotidiano è il cinema, quindi davvero è la vita. I suoi progetti futuri, il rapporto con Venezia. Dire che l'adoro è dire poco. Sono stato qui la prima volta alla fine degli anni '80, ho dei ricordi meravigliosi, sia con i 3 film che hanno partecipato alla mostra, quindi nel '91, nel '93 e nel 2018, ma sia sempre perché la mostra è parte della Biennale, che a sua volta è una delle istituzioni culturali più importanti, se non la più importante del mondo.